Chi vincerà il tutorial di Sanremo 2025? Beh, sicuramente voi sapete che di solito quando faccio un tutorial di un brano dove è molto presente la chitarra, ci sono arpeggi strani, melodie, pattern, insomma, dove si può riconoscere una bella chitarra. Sicuramente non faccio tutorial di brani di musica elettronica perché non è il mio campo, pianoforte, anche se qualcuno l'ho fatto, ma non mi interessa. Allora, io prevedo, oltre che sto leggendo i cantanti in gara, quindi autori, cantautori, interpreti, insomma, bravissimi, poi ci sono tanti che io amo, quindi alcuni sono di parte, ad esempio, io amo, ve li amo tutti perché la musica italiana mi piace, però Gabbani lo metto al primo posto. Poi c'è Cristicchi, Brunori, Achille Lauro, Modà, Noemi, Olli, Serena Brancale, con cui ho fatto un evento al Colonia Festival quest'estate, io parlavo di musica e scienze, lei ha fatto il concerto, The Corso, Peyote, beh, ci sono tutti, Gaia, Elodie, cioè, veramente le sto leggendo. E quindi prevedo di fare il tutorial di Olli, Modà, sicuramente Brunori, Cristicchi, The Colors, Giorgia. E invece, secondo me, Sanremo lo vince, pronostico, secondo me, Olli. Perché Olli rappresenta veramente la musica italiana, il pop ora, chitarra e voce. Beh, bellissimo. I dischi di Olli sono bellissimi, i brani di Olli. Senti la chitarra bella presente e la sua voce, i testi, cioè, secondo me Olli potrebbe vincere. Però c'è Brunori, Giorgia, Modà, tutti, Noemi, Sara Toscano, De Colla, vabbè, alla fine possono vincere due. E vediamo qualche commento. Vabbè, Brunori lo conosciamo tutti, Brunori è un mio conterraneo calabrese e lo amo anche perché mette sempre della filosofia nei suoi testi, insomma, manda dei messaggi veramente forti. Poi Achille Lauro, beh, Achille Lauro spacca sempre, Bresci non lo conosco, Clara la conosco poco, come cose mi piacciono tanto, Elodie la conosciamo, sicuramente farà un pezzo molto radiofonico, Emischilla uguale, Fedez sarà uguale, cioè faranno dei brani molto radiofonici e molto belli. Poi i messaggi ognuno li può interpretare come vuole, però la Michelin è molto brava, Gabbani, Mio Amore, Gaia, Giorgi, Rama, beh, insomma, sono voci che toccano l'anima. Jean Till non lo conosco, l'ho sentito ma non lo conosco, Lucio Corsi lo conosco poco, Marcella Bella, Massimo Ranieri, Modà, insomma questi sono i giganti della musica italiana, Noemi, cioè. Olli, ripeto, che potrebbe secondo me vincere, Comi, conosco pochi brani ma insomma è un altro che tocca le corde del cuore. Rocco Hunt, vabbè sappiamo, Rosvillain, Sara Toscana, Sciablo, sinceramente non lo conosco, featuring Gue, Joshua e Tormento, beh, Tormento, Serena Brancale, Simone Cristicchi, The Colors, Tony F e Willy Peyote. Beh, sicuramente è un ottimo Sanremo questo, un bellissimo Sanremo. Vediamo chi vince questo tutorial del Sanremo 2025. Secondo voi? Ciao!